Anche oggi una puntata molto interessante qui all'azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania. Stiamo infatti per entrare nell'unità operativa complessa grandi ustioni e chirurgia plastica diretta dal dottor Rosario Ranno. Dottor Ranno, ecco, qui siamo proprio nel corridoio del reparto di degenza della sua unità, del suo reparto, grandi ustioni e chirurgia plastica. Intanto, come sempre, presentiamo il reparto con i numeri. Quanti posti letto, quanto personale ha a disposizione? Sì, questo è un reparto che nasce con 8 posti di terapia intensiva per ustioni e 8 posti di semi-intensiva, dove si fa anche la chirurgia plastica. Spieghiamo, è una chirurgia plastica connessa alle ustioni o non solo? Non solo, nel senso che noi ci occupiamo ovviamente di tutto quello che è la necessità dell'ustionato dopo la parte acuta, quindi nella parte ricostruttiva, ma ci occupiamo anche della ricostruzione mammaria, sia essa protesica che autologa, ci occupiamo della chirurgia post-bariatrica e ci occupiamo della parte della chirurgia plastica oncologica. E ad esempio, dopo gli interventi di chirurgia bariatrica, i pazienti vengono da voi per riacquistare la forma definitiva, diciamo così, no? Per eliminare la pelle in eccesso? Certo, assolutamente. Tenga presente che noi siamo l'ultimo step del percorso per il dimagrimento. Dopo che loro hanno ottenuto il dimagrimento desiderato, accedono secondo il PTD regionale al percorso ricostruttivo e ottengono una serie di interventi di chirurgia ricostruttiva plastica che servono a riposizionare le regioni corporee tutto quello che l'obesità ha distrutto, dalla pancia al seno, dai genitali alle cosce, per riavere una qualità di vita nettamente superiore, specialmente riguadagnata dopo la perdita dell'obesità. Per quanto riguarda le grandi ustioni, ovviamente voi operate in sinergia col pronto soccorso, con altri reparti, no? Perché è un trauma... Le dirò di più. Allora, i posti di centro ustioni sono gestiti dal 118, a cui noi 4 volte al giorno comunichiamo la nostra disponibilità di posti, perché le emergenze sono gestite dal 118 e quindi noi siamo un centro di riferimento regionale per gli ustioni e versiamo il nostro bacino di utenza anche alla Calabria, perché la Calabria non ha centro ustioni. Però la sanità è regionale, quindi diciamo che ci occupiamo principalmente, esiste un centro ustioni anche a Palermo, anche se ultimamente zoppica un po', ma va bene così. In questi casi la tempestività è fondamentale? Sì, assolutamente sì. Noi, questo centro è sito in un ospedale di terzo livello dell'emergenza, il che significa che noi siamo hub per quanto riguarda le ustioni, cioè tutte le ustioni del bacino di utenza, e parliamo del centro orientale, vengono portate qua, vengono fatte le prime cure d'emergenza, tutto quello che necessita per avviare la terapia corretta del paziente ustionato, e poi nel momento in cui, se abbiamo la disponibilità del posto letto, lo ricoveriamo noi, oppure il 118 si occuperà di trovargli una sistemazione adeguata nel posto più consono e più disponibile in quel momento. Quali sono gli step quando arriva un grande ustionato? Si parla di percentuali intanto, no? Quindi dalle quali scaturisce anche la possibilità di sopravvivenza? Assolutamente sì, ma questo parte già dal momento in cui arriva la telefonata dal pronto soccorso periferico. Noi con gli occhi del paziente e del medico di pronto soccorso o tramite oggi immagini di telemedicina diamo una prima diagnosi visiva, concordiamo con il medico quella che è la terapia più opportuna prima che il paziente venga trasferito, in modo che quando arriva qua non abbia perso tempo, perché a volte passano anche 2-3 ore prima che si riesce a fare. Ne faccio un esempio banale: se lo scoppio è avvenuto all'interno di una cucina per una fiammata di gas, come spesso accade, e il paziente o la paziente, che spesso è una donna anziana, magari sola, ha avuto una respirazione di vapori caldi, è importante che la paziente non venga mandata di corsa, ma che venga come prima cosa vista le vie aeree superiori, intubata se necessario, fare in modo che quando arriverà poi l'edema delle vie aeree superiori la paziente potrà continuare a respirare, se no potrebbe non avere danni per l'ustione, ma muore perché nel frattempo non respira più. Quindi questo ormai sono passi ormai messi rodati, funzionano perfettamente. Dicevamo della struttura del reparto, quanto personale avete? Abbiamo 20 infermieri, dovremmo avere 12 medici, ma abbiamo fatto uno svecchiamento e quindi in questo momento abbiamo di recente preso 4 giovani medici e ce ne mancano un paio, per cui va bene, siamo già operativi al 100%, all'80%, facciamo così, all'80%.
Poi abbiamo 25 infermieri, abbiamo 3 OSS, che sarebbero quelli che danno operatori gli sociosanitari, sociosanitari, e 22 infermieri. Anche qui è una carenza congenita di tutta la regione, la carenza degli infermieri come quella del personale sanitario. Diciamo, da questo punto di vista ci riteniamo un reparto fortunato, nel senso che abbiamo operatori validi che hanno buona volontà e buona lena nel mettersi all'opera. Dottore Ranno, quali sono le nuove frontiere nel suo campo, cioè per trattare le grandi ustioni? Allora, abbiamo una grande novità. Qual è il futuro? Insomma? Abbiamo una grande novità. Negli ultimi 20 anni la grande novità è che, glielo dico in 2 parole, la cosa più importante nel primo trattamento era togliere tutto quello che il fuoco ha distrutto, il fuoco o comunque l'agente ustionante. E quindi cosa si faceva? Si andava in salvatoria e con il bisturi si toglievano tutti questi tessuti morti, ma il problema è che i pazienti sanguinavano tanto, servivano grandi quantità di sangue, e spesso questa cosa o non era possibile o si avevano morti precoci per questo tipo. L'industria farmaceutica ci è venuta incontro e da qualche anno noi siamo stati tra i primi utilizzatori di questo farmaco in ambito mondiale. Hanno messo in produzione una sostanza derivata dall'ananas che deterge totalmente tutti i tessuti necrotici in 4 ore. Quindi noi arrivano, il paziente lo inquadriamo dal punto di vista generale, dopodiché lo portiamo in sala, mettiamo questa crema, aspettiamo 4 ore, e dopo 4 ore il paziente non ha più tessuto necrotico. È una rivoluzione totale, perché un grande vantaggio. Certo, perché lei immagini, dico la cosa più banale, lei pensi l'organismo per difendersi nei confronti di un tessuto morto attiva una serie di meccanismi che si chiama flogosi, cioè il meccanismo dell'infiammazione. Se non c'è il tessuto morto non parte l'infiammazione. È un capovolgimento di tutto quello che abbiamo studiato io quando ero giovane da oggi, quindi è cambiato tutto. E questo è un bene sicuramente, E poi potranno esserci nuove rivoluzioni in questo senso, lei come intravede? Aspettiamo tutti la pelle sintetica, Ecco. Ci siamo molto vicini, gli studi sono avanzati, abbiamo già qualche esempio abbastanza buono, non è perfetto, ma non c'è dubbio che le banche dei tessuti andranno a sparire, invece si formerà quello che, così come si fa per la parte alimentare, no? Della creazione della carne, la carne sintetica. La carne sintetica, noi aspettiamo. La pelle è un po' più complessa perché sono tante componenti, la carne è solo un muscolo. È solo un muscolo. Noi abbiamo bisogno di derma, abbiamo bisogno di cellule epidermiche, Ma abbiamo ci si bisogno arriverà, di secondo lei? Sì, siamo già abbastanza avanti. Io non so se ci arrivo prima che vado in pensione io, ma sicuramente nei prossimi 5-6 anni avremo sicuramente qualcosa di così. Allora ci lasciamo con questa speranza del futuro, ma fra poco con il suo collega, il dottore Lombardo, parliamo della ricostruzione mammaria, che è l'altra branca che voi qui affrontate in questo reparto. Va bene, Grazie, buon lavoro. Grazie. Siamo infatti col dottor Giuseppe Lombardo, chirurgo plastico, che qui all'interno del reparto diretto dal dottor Ranno si occupa prevalentemente di ricostruzione mammaria post-oncologica. Certamente un argomento molto delicato che tocca da vicino la salute e anche il profilo psicologico delle donne. Il nostro obiettivo è quello di donare alle pazienti una restituzione di integrum dopo la brutta esperienza del tumore della mammella, e dentro questo ospedale facciamo una tecnica molto sofisticata che si chiama DIEP, che è una ricostruzione autologa della mammella. Che vuol dire? Vuol dire fondamentalmente che utilizziamo i propri tessuti della mammella, in questo caso la cute addominale, per poter ricostruire il seno senza l'ausilio di una protesi. Quali sono i pro di questa ricostruzione? I pro di questa ricostruzione sono il fatto che la paziente torna ad avere una qualità della vita esattamente identica a prima dell'intervento di mastectomia, cosa che non succede con le protesi. Meno rischio di rigetto? Meno rischio di rigetto, più naturalezza da parte della paziente, che avverte non un corpo estraneo ma qualcosa di caldo e morbido come la mammella che è stata asportata. Anche perché la paziente oncologica non è una donna che ha scelto di rifarsi, tra virgolette. Questo è un punto no? molto importante, esattamente, non è una paziente che fa una massoplastica estetica, questa è quella grossa confusione che si crea nella ricostruzione mammaria, non si rifà il seno, si ricostruisce il seno, e questo è un argomento molto complesso che lei mi sta dando modo di approfondire.
È un intervento molto complesso perché è un intervento microchirurgico in cui noi utilizziamo un microscopio per poter collegare i vasi da un sito donatore a un sito ricevente. Il sito donatore è la pancia in questo caso. Donna, però. Esatto, quindi si fa un'addominoplastica estetica nella parte bassa e questa cute, invece di non utilizzarla come un'addominoplastica estetica classica, si trapianta microchirurgicamente grazie a un microscopio nella parte toracica. Nella stessa seduta? Nella stessa seduta della mastectomia oppure in un secondo momento, dipende anche dallo stato oncologico della paziente. Dopo questo lembo si comporta come una parte del nostro corpo, quindi se la paziente prenderà peso ingrasserà con la paziente stessa, se dimagrirà allo stesso modo risponderà ai cali ponderali della paziente. Quindi è una ricostruzione che secondo evidenze scientifiche ci dà una qualità della vita esattamente identica a prima dell'intervento di mastectomia. E quando il servizio pubblico offre questo è sicuramente un gran risultato. Tanto noi come Cannizzaro, in collaborazione con l'unità della dottoressa Catalano di senologia, siamo tra i primi centri in Italia come numero per questo tipo di interventi e siamo orgogliosi di questo. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei. Il centro Grandi Ustionati, diretto dal dottore Ranno, è un'unità operativa complessa di estrema importanza perché è di quelle unità operative che consentono a un'azienda ospedaliera di ergersi a riferimento per l'emergenza, ma non soltanto per l'emergenza ustionologica, anche per l'emergenza di tipo plastico, per le patologie anche oncologiche e grazie alla presenza di una professionalità quale quella del dottor Lombardo, il DIP, la ricostruzione omologa del tessuto mammario che è stato escisso per patologie oncologiche.